La luna. Sì, sono nell'area camper di Valvasone perché avevo bisogno di corrente, infatti vedi che sono attaccato alla corrente. Mi dispiace non aver preso una stufetta elettrica, ma la prendo stasera o in questi giorni. E lì, dov'è la luna che ti ho fatto vedere? Beh, era lì la luna. Beh, oggi devo dire i pannelli hanno caricato egregiamente, però come vedi avevo bisogno di corrente, devo fare delle cose al Scarface che l'avevo appena riformattato, cioè no, riformattato, mi è arrivato un Surface nuovo, no, dall'assistenza, non mi ricordo neanche se te l'ho detto, sì, nuovo di pacca proprio, cioè non aveva un minimo striscio, non è rigenerato, e così adesso sta ritirando su tutti i dati degli hard disk esterni, ho finito di installare tutti i software eccetera eccetera e dopo già vari lavoretti insomma di grafica da fare. Buongiorno Italia, invece del faccione di Zingano beccati un po' di neve, vedi che ho fatto bene io a mettermi nell'area camper qua, porca miseriazza, sono sotto corrente, certo, se avessi avuto la stufetta sarebbe stato ancora più divertente diciamo, no? Perché vai a scrocco anche di quello, però vabbè insomma dai, l'ho ordinata ieri sera, dovrebbe arrivarmi a un paio di giorni. Sì, curati la faccia di Zingano di prima mattina. Allora, la stufetta mi avrebbe dato anche più tranquillità, nel senso che se sto finendo il GPL, no? Non devo andare in giro in cerca di distributori, anche perché insomma inizia a nevicare bene. Ara come inizia a nevicare bene. Però vabbè, alla fine cioè, non è assolutamente un problema, se dovesse essere necessario mi sposto, insomma, ecco, dopo guarderò anche quanto livello ho. CP, buongiorno, che sbadiglioni. Andiamo fuori a vedere nella neve. Cosa c'è? Cos'è la neve? Beh, sì, la conosci te la neve, però andiamo a controllare, dai. Na 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 na, na ni na ni ni na. Dai, non fa neanche freddo, dai, si sta benissimo. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. E lei vuole già andare dentro. E niente, c'è che è più zingano di me. E il boccia là che lava la macchina qua, pompa dell'acqua di camper. Bah, ha già smesso di nevicare, adesso sta più avvicinando, ha tolto via proprio tutta la neve. Va bene, dai. Praticamente mi sono fatto tutta la giornata dentro col computer a sistemarmi tutte le mie cose. Beh, ho anche montato qualche video, insomma, dai. Chi c'è qua? C'era qualcuno qua sotto? Ah, un CP c'era! Ah, un CP oscuro! Che chiede di andare fuori, guarda che brava che si mette qua e punta alla porta, bravissima come ti ho insegnato, adesso andiamo. No, geniale, la prolunga dell'acqua per non dover spostare il camper. Eccezionale, cazzo, buona cosa. Dovrei anche avercela, solo non ho la seconda gomma. Da quanti giorni è che sono qua? Sarà ormai 4 giorni, porca miseria. È che la colonnina della corrente, devo dirti, è una comodità assurda veramente, anche perché mi sono messo a fare tutti i miei lavori al computer e quindi mi è necessario, cioè il computer sta acceso ore e straore durante la giornata, o a copiare roba o a fare video, disastro di tutto, quindi puoi immaginare che non ce l'avrei fatta senza la colonnina. Beh, oddio, magari questa giornata qua sì, senz'altro, perché c'è proprio un bel sole, sì, questa giornata sì, però le altre giornate che ha anche nevicato e c'era nuvolo, nebbia, lì assolutamente no. Tutto ciò in qualche modo fa abbastanza zingano, però per essere zingano ho voluto anche immedesimarmi nell'outfit. Ossia, braghe quasi del pigiama con gli stivali aperti così slacciati e via. E il pitbull, cioè che fa molto panca bestia. Varamata, amata. Dove è andata? È andata in sbrindolo! Ah! Mannaggia sti cani che vanno in sbrindolo, vuoi giocare col bacchetto? Dai, catta un bacchetto già tagliato. No, è sfigato quello, è da Chihuahua. Esatto, questo è un bacchetto più serio. Sono tra virgolette senza cibo qua, nel senso che non sono passato a far spesa, ho la roba in scatola ovviamente per le situazioni di emergenza, ho detto non muoio mai di fame, le pasta asciutte, quelle cose lì, però
un qualcosa di più fresco manca, mi è rimasta solo l'insalata e 2 frutti. Però io direi che ce la passiamo qui anche oggi, sì, comodissimo. Finiamo le mie cose del computer, finiamo di montare i video, mi farò le copertine, dopo mi sposto in zona Jesolo domani, così mi faccio la spesa per strada e carico un'altra trentina di video. Oh, non riusciamo a allinearci neanche con un video al giorno, porca miseria. A parte che allinearsi ora sarebbe molto scomodo, perché praticamente cioè io dovrei essere sempre alla ricerca del wifi, cioè diventa molto stressante e dispendioso in termini sia di soldini di gasolio ma anche di tempo. Cioè secondo me è una grandissima cazzata fare i video giornalieri, a meno che uno non abbia un casino di internet a disposizione sempre tutti i giorni, hai capito? Ma se no conviene sempre farne tipo 3-4 al colpo e dopo caricarli tutti 3-4 assieme, magari pianificati ovviamente come sempre e via. E guarda che bello che si vedono le montagne. E quell'altro camper lì deve essere di un altro full timer, cioè qua è strapieno di full timer che vengono a fare la sosta a Valvasone, giustamente colonnina gratis, è tutto gratis, vuoi mettere. E questo qui c'ha l'adesivo in parte, è tipo un cantante, uno che fa spettacoli, c'ha il camper e anche la macchina. Sono in 2, ma devi vedere com'è accessoriato, cioè ha aperto il gavone dietro, no? Se è quello per mettere la bici, quello che sogno io. Un'organizzazione mostruosa, è quello lì con il doppio cavo, il doppio tubo dell'acqua, no? C'era tutto appeso, tutto ordinato, porca miseria, sto gavone gigante che c'entrava lui direttamente senza neanche abbassare la testa. Quanto vorrei anch'io il gavone, accidenti. Doccia separata e gavone, porca miseria, le uniche 2 cose che desidererei veramente tanto. Potevo andare a fare anche la spesa qua, però dici perché magari pagare una roba 2 euro quando magari al Lidl la paghi 1 euro, cioè significa che al posto di prenderne una ne prendo 2, no? Beh, un altro giro ci voleva, c'è sta giornata fantastica, secondiamo anche una piccola perversione che è quella di andare a fare un giro in centro con le braghe del pigiama e i scarponi da montagna. E sarà tipo un panificio, obiettivo almeno il pane, insomma. Chiesa San Pietro e Paolo, vediamo se è aperto. Questa è una curiosata. Cioè mi coppe. Ah, ma forse avevamo già vista questa. Guarda che freschi. Wow, questa roba. Allora, casalinghi. No, non dobbiamo casalingare, dobbiamo prendere il pane. Ma a parte guardare i cantieri che non ho ancora l'età, ma qua c'ero mai entrato? Andiamo a vedere. Benissimo. Ma perché mi coppe sempre incesa? Una roba incredibile. No, non c'ero mai stato. No, non c'ero mai stato. Wow. Guarda che roba. Guarda che tetto, guarda. Che storiacce. Perché poi il cantiere là de quando sarò vecchio, io guarda l'organo in alto. Perché poi il cantiere quando sarò vecchio che mi fa rumore di sottofondo. Fantastico. Sempre bello il borgo di Valvasone, sempre bello. Credo a Conciatore. Minchia che roba, stanno rifacendo tutta la strada. Perché guardiamo un fial cantiere. D'altronde ho fatto i 36 anni, quindi mi viene l'istinto da guardare i cantieri e mi metterei le mani dietro la schiena e che con una sto tenendo il CP e con l'altra sto riprendendo, no? Un spoil. Lavasecco. Pensavo di aver trovato degli autoctoni che gli ho chiesto info per un alimentari, ma no, non erano del posto. Che bel buchetto sono capitato. Mi ero infrattato dentro qua. Qua siamo nella piazza grande, è il Fufi che mi abbaia sopra, ogni volta che mi spiego le robe, no? Che faccio un po' tipo il Discovery Channel, no? Che devo fare le robe faighe, no, è il Fufi che sbaglia. Chissà cos'è sto casone, non mi ha scritto. Guarda Meridiana, che però quando c'è nuvolo non funziona, per quello hanno inventato l'orologio dopo. Bello e bello, ma non ha panifici. Ma sì, ma sicuramente c'è un panificio da qualche parte, solo che non so dove, è accidentaccio. Guarda di là all'ingresso del castello, è vero, si entra per dietro. Tanti dentisti? Comunque no, mi hanno dato le indicazioni, adesso dopo la farmacia qua dovrei trovare un alimentari. Sì, ho detto che andavo a fare la spesa al Lidl, non è che mi contraddico, però un pezzo di pane non mi dispiacerebbe. No, niente, era latte, salumi, guarda che razza che cerchi, guarda, e vini. Vabbè, mal che vada, apre la pizzeria alle 5:30. Centro parrocchiale. Cuscale.
Vabbè, praticamente c'è di tutto tranne che da mangiare, non si mangia. Ne deduco che devono essere tutti bei magri qua, perché, insomma. Quindi sai che se vuoi farti qualche giorno qui a Valvasone ti conviene arrivare già spesato. Vedi, purtroppo la mia vita è così, cioè io mi sto annoiando a morte adesso, cos'è il terzo giorno che sono qua, cioè, ma neanche avrò fatto 2 notti, porca miseria, cioè già non ce la faccio più. Adesso niente, finisco proprio le ultime 2 robette al computer veloci, non ho ancora studiato come esportare i siti in remoto collegando i database, beh, a parte che vabbè non ti interessa, ma quello lo farò a Jesolo dove ho più internet, no? Qua era per un discorso di corrente. Sì, non è che se ho bisogno di corrente vado a farmi 80 km, capito? Però questo è stato un caso eccezionale perché mi è tornato il Surface praticamente nuovo, anzi senza il praticamente nuovo, quindi ho dovuto reinstallare tutti i programmi più sistemarmi le mie cose, tutto quanto, e quindi sono andati avanti giorni e giorni col computer sempre acceso, con gli hard disk esterni, copia qua, cancella, fa, briga, desbriga. No, con i pannelli non ce l'avrei mai fatta. Ciao, vedi, io penso spesso a ste robe, no? Cioè, se dovessi vivere io qua a Valvasone, no? Cioè, un borgo bellissimo, veramente stupendo, con la vista delle montagne, c'è i parchi e tutto quanto, e addirittura hai l'area camper. Però se dovessi vivere proprio come casa o come stanziale, cioè io impazzisco. Cioè, la vita in camper forse è diventata anche una necessità perché effettivamente io quando avevo la macchina e la moto, cioè tutte le settimane ero sempre via, cioè non stavo mai a casa, cioè io appena potevo il weekend subito via 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 via, montagna di qua e di là, via, gira rimissia. Oh, incredibile, giuro! Allora, sto montando proprio questa puntata qua, quindi siccome adesso devo finire dei lavoretti per un sito, no? Mi scarico le immagini, diciamo i video che ci sono dentro la fotocamera, dentro qua. E quindi chiudo questo video, lo esporto e non so di che cacchio parla sto video, niente, di un po' di zingaraggio qua, va il vasone. Va bene, dai, ok, quindi chiudo la puntata, ci vediamo alla prossima che non so cosa sarà, ok? Ciao!